Dottoressa Bonsignore, oggi si consegna una mappa della città che verrà distribuita nei punti strategici. A chi è destinata e cosa contiene? Oggi distribuiamo la mappa turistica del centro storico di Agrigento, centro cittadino, fortissimamente voluta tra le attività di promozione del territorio, ma in particolare proprio del centro cittadino di Agrigento. È stata finanziata con fondi del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e sono state realizzate 5.000 mappe, sono delle piccole mappe pieghevoli del centro cittadino dove sono localizzati i monumenti, le chiese, le vie ovviamente del centro cittadino e anche dei numeri utili potrebbero servire insomma ai turisti per qualsiasi evenienza, ad avere i numeri più in uso, anche polizia locale piuttosto che altro. E questa piccola mappa che verrà distribuita all'info point del comune, noi abbiamo con il comune di Agrigento un protocollo d'intesa sottoscritto più di un anno fa, quindi abbiamo azioni sinergiche di collaborazione per promuovere il territorio e il comune di Agrigento e ripeto in questo caso il centro storico cittadino. Verranno distribuite al presidente dell'associazione albergatori e anche al presidente dell'associazione B&B, nonché a Don Giuseppe Pontillo perché anche per lui è appunto coinvolta la curia per tutte le bellezze monumentali di chiese che ci sono. C'è il Mudia che è appunto un esempio di museo diocesano molto importante nel centro di Agrigento. Questo, ripeto, è un servizio che noi rendiamo al turista sia che occupi le nostre strutture ricettive e sia comunque che passi negli info point per il ritiro molto veloce di queste piccole brochure, piccole mappe pieghevoli molto utili. Dottoressa Bonsignore, in qualità di Presidente della Commissione Cultura e Turismo, io oggi sono qui a rappresentarle il nostro compiacimento anche della quinta Commissione, che appunto si occupa di queste cose, per il buon lavoro che sta facendo per la città di Agrigento. Volevo dirle che le siamo vicini non solo diciamo come commissione ma come comune, ma soprattutto le sono vicine come un imprenditore turistico e le riconosco che queste azioni veramente non fanno altro che migliorare la vacanza di una persona, di quella persona che sarà il miglior megafono, la migliore pubblicità per la nostra città. Quindi un'azione che sembra di piccola entità ha una grande valenza. Quindi intendo ringraziare la dottoressa Pisano, la dottoressa Bonsignore e Lillo Pisano che lavora ovviamente in qualità di assessorato regionale al turismo per questa vicinanza alla nostra città che certamente a questa commissione, a questo comune non passa inosservata. Complimenti e grazie del buon lavoro. Grazie dottore Cantone. Diciamo che questa idea è nata veramente per dare un supporto soprattutto alle attività che sono nel centro storico e anche che si trovano nella parte nel sud della città, perché di solito le mappe turistiche che si fanno solo nella Valle dei Templi. Noi abbiamo scelto invece come Dipartimento Turismo di valorizzare il centro storico, perché noi siamo convinti che, come tutti i centri storici d'Italia che danno respiro e forza e impulso al turismo locale, è giusto che anche la città di Agrigento valorizzi il suo centro storico. Noi come Dipartimento, come Assessorato Regionale del Turismo, abbiamo iniziato un percorso finanziando una parte per il Mudia e poi stiamo dando un'altra opportunità con queste mappe turistiche e faremo anche altre attività quest'estate nel centro storico. Anzi, vi anticipiamo che tramite anche l'assessore al Comune di Agrigento Ciulla, in questi giorni anche con il presidente della quinta commissione del turismo del comune di Agrigento incominceremo a preparare il programma estivo per quanto delle manifestazioni turistiche per quanto riguarda la città di Agrigento. Naturalmente andremo a valorizzare il centro storico e il sud della città, che sono naturalmente la parte turistica della città dei Templi. Quindi dobbiamo lavorare sempre per migliorare il nostro status di città turistica e da parte nostra come regione siamo a disposizione.